Buongiorno a tutti, in questo video vi racconterò la storia di due partite. È una storia che mi ha portato a scoprire una novità teorica che confuta una delle varianti allora principali della difesa a riccio, e non è una storia solo di trionfi e successi, perché è iniziata con un'amara sconfitta che vi illustrerò in questo video. E questo video, il racconto di questa esperienza, vuole comunque illustrare come spesso anche l'apprendimento, i miglioramenti, il trovare un'innovazione radicale sia un processo lungo, difficile e che avviene dopo aver subito molte sconfitti, molti tentativi falliti. Questa è una partita che giocavo nel torneo di Figueres in Spagna nel 2015 contro il grande maestro spagnolo di origine georgiana Levan Aroshidze. Sottolineo di origine georgiana perché questi stati dell'ex Unione Sovietica hanno una grande tradizione scacchistica, e coloro che sono cresciuti lì sanno giocare molto molto bene posizionalmente. E il mio avversario era un esperto dell'apertura riccio, hedgehog in inglese, e andiamo a vedere cosa è successo. Giocai cavallo F3, C5, C4, cavallo F6, cavallo C3 e il mio avversario mi giocò B6. Dopo B6 giocai G3, entrambi stiamo facendo un fianchetto, il mio avversario ha giocato E6, io ho roccato, l'avversario gioca A6. Ecco, perché si chiama riccio questa apertura? Questo sistema che sta giocando il mio avversario, ora io mi espando al centro, ora prendo più centro, e il nero gioca donna C7 per attaccare C4, pedone che posso sacrificare perché se lo cattura succedono cose spiacevoli lungo la colonna C o notevoli minacce. Quindi lui ha roccato, io ho giocato torre C1 creando un attacco raggi X sulla donna. Ora è chiaro che non può catturare in D5 perché avrei un attacco di scoperta. Nero gioca cavallo BD7. Ecco, questa è una delle posizioni principali del riccio. Perché si chiama riccio? Ma perché il nero è tutto nelle ultime tre traverse, no? Tutti i suoi pezzi sono qui. Ma è difficile da andare a prendere il riccio è spinoso. Se uno prova a cacciare un riccio si può pungere. E infatti in questa apertura il nero sta fermo, magari metterà le torri sulle colonne aperte, fa delle manovre di pezzi, non so, magari fa un altro fianchetto, non so bene, non sono uno specialista da nero perché non mi piace molto questa strategia d'attesa, ma alcuni giocatori hanno questa strategia d'attesa e quando il bianco si espande, esagera, fa un passo falso, ecco che viene punto dalle spine del riccio, e quando il bianco esagera, poi il bianco si creerà delle debolezze, delle case deboli, delle debolezze nella struttura, e il nero avrà un controgioco fenomenale. Questo purtroppo è ciò che è accaduto in questa partita. Qua giocai F4, che era la linea principale. Voglio creare, il nero gioca torre C8, qua gioco G4, avendo il controllo della posizione, avendo molto più spazio, voglio creare un attacco alla baionetta nell'ala di re, anche a costo di indebolire il mio re. Lui mi attacca il pedone in E5, lo difendo con alfiere F2, il nero gioca G6. A questo punto la teoria principale, che è stata giocata da tantissimi giocatori forti anche dall'elite mondiale, e questa era una variante di moda, era F5. Questa appunto era la mossa principale, che però non mi piaceva. Questa mossa non mi piaceva, e per delle varianti, diciamo, che spiegherò nel video successivo, perché era stato confermato anche dal motore dell'epoca, dagli strumenti di analisi dell'epoca, che il nero aveva un ottimo gioco dopo F5, cosa che vi illustrerò. E quindi qua il primo tentativo di confutare la variante, qua gioco B4, che è, ok, confutare la variante anche perché spesso uno crede che alcune aperture che non gioca siano cattive e quindi pensa di volerle confutare. Diciamo che questa apertura del nero è molto provocativa perché ora dopo B4 il cavallo deve tornare indietro, cioè sembra che lui ha perso due tempi. Però i pedoni non tornano indietro, dopo che ho giocato B4 il pedone in C4 è debole e allora gioco B5. Ale, avanti tutta. A questo punto voglio creare pressione sulla casella in C6.
Non so, magari un giorno se lui, non so, gioca così, potrei voler mettere qua un cavallo, perché se mi prende 2 volte in C6 magari ho una scoperta d'alfiere con attacco di scoperta. E voglio appunto conquistare caselle. È anche vero che i pedoni non tornano indietro. Qua quindi l'effetto boomerang, io sto anche perdendo il controllo di queste caselle. L'avversario capisce che è forte sulle case nere e gioca E5. Un'idea molto intelligente che ha trovato sulla scacchiera. A questo punto io giocai B per A6 intermedia, perché voglio ottenere la casella in B5 per il cavallo. Il mio avversario giocò alfiere per A6 e qua misi il cavallo in B5, felicissimo. Donna di 8, ma vediamo il nero, cioè il nero ha giocato cavallo di 8, cavallo di 7, C5 di 7, donna C7, donna di 8 di nuovo, e ora gioco F5. Ora sembra che sia una distruzione, sembra che giocherò G5, F6, che spazzerò via il nero, ma non è così. Ok, il nero gioca cavallo e 8, anche il cavallo, perché tra l'altro anche questo pedone era debole. Io non l'avevo catturato perché anche il pedone in G4, no? Era in presa, il nero avrebbe controgioco. Quindi qua ho giocato F5, voglio distruggere, e qua il nero gioca cavallo e 8. Ora il nero è tutto indietro, ma è difficile per me fare qualcosa. Allora, io avevo sottostimato, sottovalutato questa mossa. Il nero protegge abbondantemente il pedone in D6. Ha le case, io non riesco più a spingere i miei pedoni. Il cavallo può attivarsi, può attivare il suo alfiere camposcuro, può anche cambiare il mio alfiere. Se cambia gli alfieri camposcuro rimango con l'alfiere cattivo. Qua stavo capendo che le cose stavano iniziando a non funzionare, ero abbastanza preoccupato. E qua, visto che mi dà fastidio appunto quest'idea di alfiere H4, decisi di giocare cavallo E2, che forse non è la migliore, forse devo giocare donna E2, ma il nero sta già bene, può giocare così a buon gioco. Ho giocato cavallo E2 con l'idea di, se mi vuole cambiare i cavalli, degli alfieri di intromettermi, no? Per evitare questo cambio. Ma questa manovra è un po' artificiosa, il nero sta già molto bene, dopo cavallo E2 il nero gioca cavallo C5 riconquistando appunto il terreno che ho perso perché mi sono esteso troppo. Cavallo G3, torre 8, improvvisamente la torre crea un potenziale attacco in futuro contro A2. Io noto che ho la struttura rotta, noto che ho l'alfiere che non fa nulla, noto che questi pedoni non riescono più ad avanzare perché sono bloccati. Se potessi fare G5, F6 in una mossa, sì, ma non ho la possibilità di muovere 2 volte. Su G5 mi cattura, su F6 mi cattura. Quindi i pedoni sono bloccati e non posso fare nulla. D6 è difeso, questo alfiere, non voglio definirlo, l'alfiere in G2 perché, vabbè, è un pedone troppo cresciuto, è un pedone. Non so bene perché questo alfiere non dovrebbe essere un pedone, cosa fa? Non va da nessuna parte. Va bene, comunque, a questo punto ho giocato donna C2, posso a volte dover difendere A2, e qua il nero, non so, io mi aspettavo alfiere per B5, anche alfiere G5, il nero inizia ad attivare i suoi pezzi, sta attaccando tutto, può attivare ancora di più l'alfiere, se mi difendo attiva la torre, poi può voler raddoppiare, attaccare A2 con la donna, o mettere la donna in C7 e l'altra torre in A8 e la cosa diventa spiacevole. Ok, il nero ha giocato cavallo C7, alfiere F1, donna D7, A4, alfiere B7, anche così va bene qua. Magari la posizione è circa pari obiettivamente, scientificamente parlando, ma sento di stare peggio, questo cavallo inamovibile ho delle debolezze che mi danno fastidio e non mi piace il mio alfiere campo chiaro, non mi piace minimamente. Ho giocato torre A1, torre A6. Il nero vuole appunto creare pressione contro A4. Quando appunto sta giocando proprio in stile sovietico, in stile posizionale, sta appunto torturando lentamente. Qui ha giocato torre di 8, il nero ha giocato torre a 8, ecco. A questo punto, come c'è un proverbio che dice o la va o la spacca, diciamo che se io rimango fermo ho paura di essere spazzato via lentamente, ho paura di avere debolezze, ho paura che nel gioco manovrato non avrò nulla da fare. Quindi F6 inizio a tirarli tutto. Questa è una cosa che fanno in molti, dai giocatori da caffè all'elite, ma soprattutto questo, diciamo che magari giocatori un po' da caffè
che non è un'offesa, nel senso i giocatori, si dice giocatori da caffè, nel senso che un po' i tirapacchi, no? Che tirano addosso tutto, lo fanno a prescindere, no? Poi man mano uno è più solido, che poi magari, cioè magari il mio stile è più solido, e dico giocatore tirapacchi, giocatore da caffè, uno potrebbe anche dire un giocatore aggressivo, il giocatore da caffè è un codardo, il giocatore posizionale, quindi questa è una cosa molto soggettiva. Però comunque secondo me più un giocatore posizionale e inizia a tirare attacchi disperati, lì è quando non si sente comodo e pensa che sia l'unica soluzione per non venire strangolato lentamente come appunto da un serpente, no? Che stritola lentamente. Ecco qua, gioco F6, se lui mi cattura qua entro in D6, lui gioca alfiere F8, questa strategia può dare i suoi frutti, a volte qua quasi li stava dando, ho avuto possibilità di vincere per un momento, perché se gli creo minacce, io qua ho giocato alfiere per C5 perché c'era troppa pressione contro A4, che era attaccato 3 volte e difeso 2, alfiere per C, G5, ora non so, magari giocare un attacco così, alfiere H3, H5, non so, un attacco che ancora esiste soltanto nei sogni del bianco, no? Però a volte i sogni diventano realtà, quindi a volte l'immaginazione può essere, diciamo, può essere reale in futuro anche con la collaborazione dell'avversario. Poi questa partita poi è stata persa da me in un momento, però sarà complicata, avrò anche possibilità di vittoria, ma questa fase successiva non toglie valore al fatto che sono uscito peggio dall'apertura, cioè la battaglia per l'apertura è persa. Qua sto peggio, non ho una posizione brutta, pedonina 4 è debole, questo alfiere è forte. Dopo quello che succede è perché appunto in una partita tutti sbagliano. Qua lui ho giocato torre C6, ho giocato donna E2, lui gioca cavallo A6. Bella manovra, da questa casella al cavallo, poi la torre potrà tornare qui. Torre A3 gioco, non so perché, forse volevo magari portare la torre in gioco o difendere l'alfiere che va in H3, lui gioca cavallo B4 che qua forse devo giocare così più semplicemente, poi re H2, alfiere H3, ma qua gioca il cavallo F5 e c'era poco tempo, a volte bisogna confonderlo, no? Per esempio se lui cattura, forse ho alfiere H3, su alfiere C8, alfiere per F5, donna E8 e qua magari gli tiro tutto addosso, attacco H5 su alfiere per, qua si vede l'idea della torre che va in H3, no? Con minacce decisive. Istantaneamente tutti i pezzi si sono attivati. Ok, lui però continua a giocare bene, gioca torre A6, gioca alfiere H3. Voglio continuare a insistere con il sacrificio, se cattura sono pronto all'attacco, qua dovrei vincere addirittura. Giocato donna di 8 e qua non so, forse potevo fare alfiere G4 per torre H3, giocai A5, nero gioca alfiere C8 per difendersi, torre di 2, lui ha catturato in F5, ora ha un pezzo in più, ha l'alfiere che difende e qua donna H5, no? Proprio da tirapacchi. Ecco, diciamo che qua, secondo appunto, probabilmente si può analizzare che torre per A5 vince per il nero, ci sono delle varianti carine, perché se io qua pensavo di prendere in D6 con dei trucchi, diciamo che la mia idea è che se lui gioca, minaccio F7, se lui gioca torre per A3 qua dovrei vincere, G6, minaccio G7 con matto in poche, su HP per donna pero troppe minacce, ma su alfiere per D6 gioco donna H6, qua dovrei vincere perché minaccio matto, su alfiere F8, torre per D8, poi matto in G7 o in F8, l'alfiere è inchiodato, su donna F8, torre per D6 vince, perché dopo donna per ci dovrebbero essere appunto delle reti di matto, no? Torre di D8, e non si vede bene come difendersi per il bianco, per il nero. Su alfiere B7 posso prendere, poi rinnovo le minacce di matto, ma il punto torre per A5, cavallo per D6, penso che nessuno dei due aveva visto questo, lui ha donna per D6 e vince perché dopo donna per alfiere per, ora su donna, se cambio e gioco donna H6 fa alfiere F8 semplicemente, gioco alfiere per F5 mi controgioca, qua attiva il cavallo e qua troppi pezzi a torre, due pezzi leggeri che offrono troppo compenso per la donna. Quindi torre per A5, cavallo per donna per sarebbe già stata una vittoria per il nero. Io ho giocato F per E4, ho giocato torre G3, no? Bisogna tirare dei trucchi, voglio giocare G6, sacrificare la torre, provare a dare matti o perpetui, quello che c'è, perché poi uno a volte non ha tempo di calcolare.
Ho giocato torre per A5, ho giocato... Forse era meglio prendere in C8 prima, ho giocato G6 all'attacco, torre A1, scacco re G2, re per G6, scacco, re H8, alfiere per C8. Ecco qua a questo punto la posizione è complicatissima, un computer può far vedere che il nero vince con cavallo di 3, con complicazioni strane. Complicazioni lo potete verificare se volete. Il nero ha giocato torre per C8, io qua ho giocato cavallo per D6, ora inizia la commedia degli errori, ora minaccio matto, qua il nero avrebbe dovuto giocare alfiere per D6, con complicazioni che ancora oggi faccio fatica a capire, perché minaccio matto, sto vincendo, ma il nero gioca donna G8 dando la donna, ecco qua il nero ha tanti pezzi per la donna, di nuovo questo è un casino, è un caos, non si capisce nulla di cosa sta succedendo. Ne avrei dovuto giocare alfiere per D6, giocato donna di 7, ecco qua non ho visto l'errore, che qua magari questa è una sensazione in comune a molti, no? Che dopo guardano la partita e dicono no, avevo più 10, avevo più 10, certo è facile, no? Dopo quando si riguarda con il motore così, no? Però qua c'era una vittoria bellissima e io ho giocato una sciocchezza qua. In questa partita che meritavo di perdere nella sua complessità, qua ci sarebbe stato, poi qua dimostra come gli scacchi possono essere crudeli, perché poverino avrebbe potuto perdere qua, e qua avrei potuto vincere con F7. Perché F7 è così forte? Perché minaccio donna per E5 matto, sgomberato questa diagonale, minaccio torre G8 matto, se prende in F7 la donna è in presa con matto, se gioca alfiere G7 posso sacrificare la torre, minaccio molteplici matti, su re per G7 ho scacco, su re H8 ho matto, su re F8 donna G8 e qua vinco, re C8, cavallo per C8 e gli ho mangiato tutto e vinco su re E6, posso vincere promuovendo a donna, con scacco di scoperte, ed è praticamente matto in poche mosse. Dopo F7 non ci sono modi di difendere questa minaccia, quindi è anche abbastanza semplice. Però ok, sì, con poco tempo bisogna anche avere i nervi per vedere queste cose. Se lui prende, qua la cosa più semplice è donna torre per D6. Ora minaccio donna per E5 matto, ovvero su donna C7 gioco donna per E5 matto. Su donna E7 la donna evita donna per E5 matto, quindi ok, ora sembra facile, quindi semplicemente basta fare una deviazione, semplicemente. Bisogna vederla, torre di 8, però questo è un esercizio, no? Magari un tipo può essere un esercizio che c'è sui siti di esercizi così, e uno qua e qua si vince. Su Regi 7 scacco, poi promuovo. Su donna per D8. E lui ha molti pezzi in più, ma donna per E5 do matto. Sarebbe stato bello quanto, tanto bello quanto ingiusto vincere in questo modo. Però non ho visto F7. Ho giocato torre G7, che ha delle idee, minaccio matto, e forzo il guadagno della donna perché su alfiere per G7 gioco cavallo F7 con scoperta, ma il punto è che lui dà la donna e ha innumerevoli pezzi. Alfiere H6 mi contrattacca e ora qua sembra che posso contrattaccare, ma probabilmente il suo attacco è più veloce. Qua io ho giocato re H3. Ho giocato re H3 perché sì, se lui c'è un trucco, se lui prende matto, però ovviamente non ci casca. Lui da scacco, gioco re H4, lui gioca torre G8, e ora per me le cose si complicano. Ho giocato torre D7 per minacciare matto, ho giocato alfiere G5, su gioco re G4 prende con scacco, poi para chiude la colonna e vince perché ha troppo materiale, troppi pedoni, li spinge. Giocato re H5, torre H3, re G4, torre H4, re F5, cavallo D3, difende il pedone, la torre difende H7, una posizione pittoresca, il pedone E3 può andare avanti, giocato re 6, e io ho giocato re 6, cavallo F4, su re D6, torre H6, poi mi va a prendere qui con scacco e vince, può anche andare a donna, io ho giocato re per E5, cavallo G6, E3, io vuole andare a donna semplicemente. Se prendo, sì, ho giocato re C7, non so bene perché lui ha giocato cavallo E5 con doppio, e ora non c'è più molto da fare, donna E6, cavallo per, poi ho giocato re per D7, lui ha giocato torre H6, qua è tutto finito, no? Prenderà, poi porterà il pedone a promozione, ho provato a fare qualcosina, ma non c'è nulla, qua ho giocato bene, questa e qua, sì, qua perdo perché mi va a dare matto, penso che
torre, no, qua, qua torre F8, torre F8, sì sì, torre F8 chiude la partita, no? Quindi qua non mi è restato altro che abbandonare. Quindi qua, niente, secondo me è stata una partita molto carina. Abbiamo visto qua, voglio fare rimanere impressi qua come ho provato a confutare questa apertura con una preparazione su cui avevo speso ore, che si è rivelata un'innovazione non tanto buona. E l'avversario ha vinto molto bene. Diciamo che il destino è molto curioso. Nel torneo successivo, 2 settimane dopo, nel torneo di Sanz di Barcellona, al terzo turno, dopo pochi turni, ho avuto l'occasione di giocare contro lo stesso rivale, ancora con il bianco. E qua ne vedremo delle belle, ci sarà la rivincita. Spero questa partita vi sia piaciuta e non vedo l'ora di mostrarvi la prossima. Grazie e a presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!